Dopo aver avuto notizia attraverso il monitoraggio dei social dell'organizzazione di questo evento sulle colline del Montello, abbiamo deciso di pianificare un intervento garantendo un adeguato effetto sorpresa. Così che quando siamo entrati in questo ex ristorante che era stato adibito ad una festa di giovanissimi, abbiamo trovato l'organizzatore con la lista degli invitati, il DJ con l'elenco dei brani da riprodurre fino a tarda notte, addetti alla sicurezza, addetti al guardaroba e anche alla somministrazione di alcolici. Proprio in merito agli alcolici abbiamo trovato anche 3 casi di somministrazione a ragazzi di età inferiore ai 18 anni, per cui sono scattate le violazioni e le segnalazioni alla prefettura di Treviso. Quello delle feste abusive non è un fenomeno isolato. Che messaggio e che consigli si possono dare ai giovani ma anche alle famiglie? Il messaggio che diamo ai giovani e alle loro famiglie è che gli eventi di svago e di intrattenimento si possono organizzare restando nel quadro della legalità, senza ricorrere a soluzioni estemporanee che possono mettere a rischio l'incolumità sia di coloro che organizzano che anche di coloro che partecipano agli eventi. Ci si può divertire rispettando le regole.